Perciò domani accatto un bello rimango sui cartoni, che ne facciamo una bella giocata. Una bella apprisco eggi. Su peggio. E la mattina, la sera, e tati già entra tutto lo giorno, senza fare niente. Che va? In estate siamo, non hanno colpa. Sono tutti per maleducati. Pensano solo a bere e a dire parolacce. I mascoli, chi sti sono? Quando sono a casa, sono tranquilli. Come un esce se ne vanno già una taverna o già una salute di barberi, ma diventano tutto stesso. Sono tutti bastati e facchini. Ma poi che ti pare che il dottore o lo marasciallo parla di vastasati così scassapagliare a una taverna? Sì. Il primo scassapagliano di gioco di sto gruppo è tuo frate. E usaccio, Pedro, che tu te lo raccomando. Pedro spicciolaio, tuo frate, chi so gioco? Comunque io volevo dire che il dottore, l'avvocati, chi viaggiano nelle taverne non si ci assettano. Ma si va a vedete le salone dei barberi. Pare che a ciacchione non li magari. Non vedete dottore, professore, avvocati. Chi si mettono a parlare che viaggiano come se fossero tutti uguali. Perché di già se non già entra su tutti mascoli e già di escono fuori tutti sti facchinerie. Sì, e poi ti giocando che siamo i cottigliara. A me un po' caccettoso mi pare. Ma sì, donne non è. Donnino sarà imbossonato già dentro con gli achino. A stura comincia a ingiugliare acito, olio, cose lorde, chissà che sta combinando. Magari a tirare qualche dente. Quindi tutte cose fa. Danni barbe e capiti. E a chi? Prepara i giornali e i schedini e chi vede che finì a carta igienica. E poi, per cortesia, non scordare un bello catto d'acqua. Sì, ora l'hai fatto, Tonni. Tonni, questi sono i sanghi tu, che salassi, che pigliamo da sotto una gibbia di buona morone. E mettele in uno stipo, bello fresco. Sì, meno male che li trovavo, perché l'altra volta non ce n'erano. Mi l'ha portare mio zio di Grangifuni con carretto. Di unni? A Davici, con vicino Naro, con già da Grangifuni. Ma che parola è Grangifuni? Ma da lui sto Grangifuni! Buono con Grangifuni prepara i schedini e i giornali. Grangifuni, ma che parola è Grangifuni? Però la chitarra maestro la sape suonare giusta. Pure a cantare è buono, va, si può dire, serenate e ci può dire. Sto Grangifuni pure. Ciao, mi piace vino. Là! E che ti metti? Sta brillantina Linetti! Che spiritosa! Mettete la tua a brillantina Linetti. Anzi, fa il lamento di Tonnino che dopo è un mascio. Lei, che va per me nuovo lei? Cristo, che sto campo è bello, vedi che ho vinto l'America 2 anni fa, arriva ora, lei sono 2 anni, no, sapete 2 anni? 7 spose per 7 fratelli. E allora che siamo arretati? 49 cristiani. E se su 49 invitate quanto? 500. E quanto siamo a costare? Sì, fa parlare a me. Ha ragione, se 7 per 7 fa 49. Ma che faccio? Ammazziamo tutti, 7 per 7 49. Vuol dire che si sposarono 7 femmine e 7 maschi e fanno 14. Ma che ci vuole presso le matematiche o scienziato per capirlo? Chiama all'americano Spregenze, che tu sappi tutte cose. Sì, magari chiama Mattotosigna. È più vicino. Peggio, se ci sono 7 femmine principali, ci danno a essere almeno 20 principali! Ma non ne capite niente. Oh, che sto un film tutto cantato e ballato. C'è in sostanza vuol dire che è musicato, va! Sì, va, i film moderni di oggi li fanno che dischi. Che dici? Ma che dici? Ma che dico, mettono i dischi.
Abballano e cantano, che bo! Dai, perciò me ne vai, va a dischi, cantano. Vabbè, e allora io lo avvio con mia moglie. Sì, con tua moglie, te lei che coscinuti che ci sono. Tua moglie in corna ti rompe, non che ti fa vedere un film. Ma che due cartelloni! E poi che sono femmine nude? Come femmine nude? In sto film ci sono femmine nude e che nude! E in ogni caso, le femmine nude che sono pericolose. Non sono nude perché sono sbestoi, sono nude perché sono nude in testa! E allora che ci manca, capite? Perciò comunque se lo volete vedere allestitevi perché sto film dura solo 2 settimane principalmente, e basta. 2 settimane? No, per me magari. Almeno 2 mesi la va a lasciare questo film a casa. No, così ci dici io. Vabbè, saluto, vi aspetto a cena, va. Ciao a lei, ciao. Buongiorno, picciò. Buongiorno, di prima mattina giurlamo, E vabbè, io me ne vado in mezzo corso che devi pagare qualche tratta e ora vengo, Ne vediamo dopo, picciò. Arrivederci. Perciò domani accatto un bello mazzo di carte e ne facciamo una bella giocata. Una bella biscoa in cinque. L'accatti tu? No, la cagata. Piccio, tranquillo, l'accatto io mazzo di carta, così le vamo Dai. Vice non ci sta suonando, buono devo come... Picciotti, vediamo di chiarire una cosa, io questa storia non ci trasonenti, va bene? Tranquillo. Buongiorno. Scusate, io stai cercando un barbero massolino. Chi da chi ha targa? Sì, stai a targa. Ma se ne ancora? Ma se vuoi c'è Giacchino, suo garzoni. Lascia solo stare agli occhini. Chidro e babbulito, sape solo lavare in terra. Saponare i facci, fare qualche servizio e dare una mano o mastro. Che aveva bisogno, sì? Io vengo di fuori per farmi scippare un mente. Come paese, un barbero che c'è, un safida, e cosa nutole. L'altra volta mi sciuppia tutto, mi sciuppia. Non si donne nuove di commercio e tutte cose sape fare. Sape mettere i cristeri, sape mettere i sanguetti per i salassi, sape fare pure i scoppi per reumatismi. E poi, Donnino è uomo di pace. I cristiani si confessano che sa quello che con Don Michele, o parrino. Di dove viene così? Di Monterreale, vengo di Monterreale, vengo. Donnino bravo, ci sciacqua la bocca con l'aceto e poi ci tiro denti. Lo sapete poi che fa? Non ci fare sentire i dolori, ci canta una canzone. Buono! E io perché so vinne porocca? Ma hanno parlato buono do salone di Giorgenti. Dice che da India si fa festa, musica, allegria. Stassi tranquillo. O salone me l'ho combinato di fuori, però di India è buono consato. Da India tutti i musicanti, o Fornaro, o Scarparo, o Falegnano, tutti sanno suonare lo strumento. E già un concerto c'è. E Donnino, un direttore, Sentissi una cosa, io questa storia non ci trasonenti. Ed eccoci qua. Buongiorno Donnino. Buongiorno. Allora. C'è un cliente per lei che viene di fuori. Buongiorno Donnino. Buongiorno. Io vengo di fuori per farmi scippare studenti. Dice che Possia è un macho bravo. Dove sei ricampo? Di Monterreale. E grappisci la bocca. Ma così. Adagio. Ora ci penso io e ci passano tutte le cose. Iachino! Iachino, prepara urgentissimamente l'aceto e l'irsigli, che stiamo a fare un servizio all'amico nostro. Va bene? Subito, Aspettate che c'è la taliera al re, non ci faccio, adagio. Non è cosa di tirare, poi. E ora? Io questa storia non ci trasonenti. Chi so, sappi che ci devo fare al massimo una bella sciacquata da cibo. Poi, dici tu, teccia di erba magica di kids che hai io e a una settimana ci passano tutti i cosi. Iachino! La cito!
Buono, buono. E io per un trattamento ci portavo qua un panaro d'ova. Buono è. Buono è, tutte cose buone sono, io la Non c'è ringrazio. problema, Donnino, il pagamento non è cavolo solo moneta. Donnino si accontenta pure di cepogge, gazzine, pane, ricotta, tutto che ci vuole portare ci porta. E chi ti si accontenta, vero Donnino? E allora, se pigliassi questa cosa a mano, già siamo che cominciamo a fare gli sguazzetti. Va bene. Buongiorno, buongiorno. Ora ci passano tutti i costi. Ora ci passano tutti i costi. Osservasi. Un panaro con l'uovo non l'ho toccato. E anche, tieni sto berretto. Allora, non si preoccuparsi, ora risolviamo tutte cose. Intanto se mette te chiacchiere tu cainta. Ecco, se si fa un bello sciacquetto. Ragioniamo. Lo sputassi cainta l'urinale. Bravo, aspettassi un minuto. Ragioniate, aspettassi che ci diamo una taletta, capisci la bocca? O se grava la bocca? Ragioniate. Chi fa, Don Vigemi? Mi posso dire io? Sì, vattene di corsa che poi finemo. Però fammi una cortesia, domani mattina, dopo a scuola, ricambate subito che c'è un sacco di servizi da sbarazzare. Capisci? Va bene. Chi faccio? L'accatto pure vino pa missa? E chi siamo americani siamo a cattare, abbiamo dollari. Non lo sa che mia o vino mi porta donna Concettina, me la regala già. Mi vai che stasera mia nonna mi prepara i così buoni. Ah sì? Che ti prepara? I panelli, i sfinciuni, i miscati e pure pani di Spagna cavuto. Santa Armusa, già tua nanna veramente una santa cristiana, con tanti di pusa, tutta bella rusciana. Ci ha mandato me salute. E certo che ce li manno, che magari già ci manna pure qualche cosa di mangiare. No, io assolutamente non voglio disturbare. Quali disturbo, Pippossia Don Vice? Ti dico che non voglio disturbare io. Non c'è nessun tipo di disturbo, chi ci vuole? Chi ci vuole? E ci posso mandare che giocavoli, un bizzurro di sfincioni. Non voglio disturbare. Chi ci vuole? Una miscata, due arancini. Una fetta di pani di Spagna. Senti, visto che posso disturbare, dice a tua nonna che mi manna una taglia di pasta a forno, sì, una lanna di cuggeroni, 8 panelli, che ne saccio 10 arancini, 8 miscati e soprattutto pani di Spagna con tanta ricotta che a me mi piace assai. Sentimi come voglio approfittare. Ma ci manca sia altro, ma una cosa. Dimmi. Solo Pippossia Don Vice. E io che fare? Imitate pure. Non è che io posso disturbare pure per l'altro. Solo per me posso pensare. Vai, corri, vattene, che tardo, che io agghiro a fare una parlata con certa gendaia, con certa maniata di fango che abbiamo un discorso sospeso. Vabbè, vai Don Vicenni, vi vediamo domani. Mi raccomando presto, Certo. Piccio, canciamo discorso che c'è Don Vice, sta arrivando. C'è bene tutta sta maniata di fango. Sa bene via, Don Vice, sa bene via. Bello spicchio. Sì, a te che tegna lucida, vieni qua, che ti a parlare. Parli chi? Sì, fatta vedi che ho fatto una settimana e mezza. Che tu non ti vieni più a confessare, non ti vieni a vedere manco a messa. Un schifo stato. A cavagliare a zappare parri. A compagni, a zappare. A zappare chi? Cardona. Tu ti inizi a rubare i cirasi, no a zappare. Senti, su mi porti 3 kg di cirasa mia, ti faccio carrozziare tutti i vanghi che ci sono una canonica. Corri! Ci riporto, parri, ci riporto! E se tu me li porti buoni, se me li porti buoni io, ti faccio tutti i capelli. Fate
mai! Attende! Scamare sempre, scamare sempre! Buono ceste, buono! Ma io non ci da studente, Non si... vedi che ce ne sono parrene bravi, da sopra, a Becerria, c'è Don Biagialesse, che chi è un pezzo di pane. Quando ci regalano le cose, le dona a tutti. Ecco, ragione, aspettate, ora ti faccio passare tutte cose. E anche piglia già cosa per piacere. Che ora con chissà cosa ci passano tutte cose. Bravo, che è sta cosa? Bravo Iachino. Chissà si chiama aloe vera. Vera? Sì, ma no, perché c'è proprio una pinta finta. Si chiama così perché è aloe vera, perché si chiama così. Per cortesia mi fare buone, Ma perché so sapere quando non hai un campagna, io vi già lo sogno, e conosco sta pianta. Perfetto. Però non sapeva che fa così bene. Questa è una pianta miracolosa e la Sicilia è cina di questa pianta. Ora ossia si la piglia per 3 giorni e chissà ci fa passare tutti i cosi. Ossia come le sapi? Come le sapi. Io hai un libro che me lo sta venendo. Ci sono scritti tutti i rimedi, tutte le cose buone che sape fare questa pianta. Pensassi bene. Fa passare, l'occhiolito, le mozzicone di zanzare, le mozzicone della cuna, le mozzicone di socqueglie, fa passare lo dolore di stomaco e pensassi bene, sentivo dire che è buona, pinfina, per le malattie tinti. Ossia che magari... Non si! Io faccio tutte cose con la grazia di Dio, va bene? Vabbè. Ma di chissà, lo sapete quando ce n'hai un campagna? Io anzi, domani a prima mattina mi ne raccoglio una poco e ci metto un del gengiva come si ossia. Sì, però, ma va a perdonare, io ci voglio ricordare una cosa, ossia, va a pigliare la pianta, con bello coteggio, taglia le spine di cabana, come se fosse una fecodina, poi fa da così, poi ci fa nessi lo taggio bianco, ce lo stica in capo le sencilla e bossia ci giorna, ci passano tutte cose e potevo levare lo dente. Grazie, Cine, grazie. Perfetto. Grazie. Cine, prego. Poi sentivo dire, lo sapete perché io venne qua? Che mi dissero che a Cainda possiamo tenere concertini, musica, musicanti. E siccome io sogno vedrano, ma mi piace pure cantare, e sogno un musicante pure io, mi piace se venire a cantare qua, in questo salone. Ascoltarsi, capo bene quando vuole, perché qua siamo aperti a tutti quanti, vedrani, artisti, gente buoni e QG, quando vuole venire. Bene. Vero mi state dicendo? Sì. Cioè, allora ne vediamo quando prima, Zoni. Perfetto. Ne vediamo quando prima. Sì, che buono, tanto che già va a soffrire per altri giorni. Grazie. Mangiamo le mani. Allora. L'accompagno. Buona giornata. Grazie a San Millova. Grazie a voi. Arrivederci. E anche questa è fatta. E Gianni, che fa? Me ne posso dire che c'è mia mamma che mi aspetta per mangiare? Sì, che va bene, tranquillo. Anzi, lo sai che ti dico? Ora io e me ne vai pure io. Vabbè, tanto vuoi dire che problemi avevi, un giorno che l'aspetta a casa. Voi non siete maritato, no, non sono maritato, ragione hai anche. Io tu Anetta che me l'ha detto da buon'arma di mio padre e di mia madre. Donne, ci posso fare una confidenza? Sì. Ma voi, caseti, o sanzali dei matrimoni, avete maritato un sacco di cristiani da tutti i paesi e un vato maritato. Io che ne, sa come si dice? Lo scarparo cammina sempre con le scarpe spunnate. E un barbero sempre con i capelli lunghi. È bravo Iachino, vattene. Posso finire? No, non mangiare. Compa, che si fa stasera? Ci volesse una bella suonata. Magari. Buongiorno, salutiamo. Buongiorno. Parlavamo di suonare e faccia solo. Ci voleva. E gli fa si suona a noi. Finiamo l'ora di travagliare che siamo tutti sudati. Con l'Uzzo pensavo di passare del capo a parlare con Neno. Ma mentre sempre a testo calcio avete però. Già che parla di calcio. Ciao Franco. Ciao. Ci abbiamo passato per dire se stasera potremmo fare una prova. Certo che c'è problema. Venite tutti e quattro e che bello, Marsciallo vede mai. Posso
forse per un maresciallo che vuole, aveva un maresciallo che è bravo a cantare, però solo fare servizio. Fate immagine tu, un maresciallo in mezza cazza, che si mette là e si mette a fare fermola, cantare un canto. Ecco. Di frescare fresca. Ma basta confiscare il fiscaletto con la frase, no? Comunque, ci desse pure un ragioniere Capesarmonica e a Pasqualino Comandolino. E alla Venetica stasera facciamo un bello concerto. Come mi piacesse suonare pure a me. Che bravo. Mi volessi insegnare. Ascolta, facciamo una cosa, stasera tutta lì a Nanti, che 4 accordi te le impari, va bene? Però ascolta qua, se ti può veramente imparare a fare barbere, a sapere imparare lo strumento, ma se no che barbere sei? Io barbere a diventare magari. Mario, speriamo. Arrivederci. Ciao, ciao. Strumento, Iachino è un bravo picciotto, poi è babbolito. Solo cazzone può fare, amore. Alleggio con babbolito con Iachino, Ma scusate, donne, babbiare. Picciò, come tutti sappiamo, i garzuna di Barbera, non ne riesce mai. Inutile. E beh, che ti pare che il principale Donnino si piglia un garzone esperto, capocce fotte tutte te? Arre, Picciò, alleggio a scrivere. C'è Barberi e Barberi. Poi lasciamolo sognare il ragazzo, che i sogni non fanno male a nessuno. Restiamo così allora. Rango, restiamo così questa sera. Vedremo stasera. A stasera, Rango. Guardate chi sono lati, sempre male punzate. Non si può notare. Canga, sembra sparlecchiare. Ma che? Ciao, vedo un film, come sono salita? Disgraziato! Disgraziato, basta se porci pure una pimmia c'è! Tagliata! Che cose scandalose! Italiano! Oh, non voglio italiano, non voglio italiano! Alia, tu che bastato! Io ce la facessi mangiare! Mamma mia, che vergogna! Ti voglio fare a cruci che mano manca! Stu a stato! Facci! Gnapina, lasciasselo perdere! Tu zitto, ti cacci le burbettia! Ho un tabbasto io, eh? Bene, bene! Ti stati via, mi fa la cacca! Guarda che puzza! La gamba ci aveva stoppato! Oh, giusto così! Non ti preoccupare! Ti facciamo un albero a casa! Tutti, tu ti cacci nel burbettia! A Venezia abbiamo il Giugiu, bene, cazzo! Vieni, Giugiu, vedi un bicchiere di vino, te. Giugiu, ma ste belle femmine nude, come te le dette? Mi hai detto l'americano Sbreaks, che gioca a Cicerone a Valle di Tevere. Ah, o sgamo ignorante che gioca a seconda fissaria turisti e ci votte grana.
Senti, ma ancora no. Vai a mucciata a casa in capo all'armadio. E da fece pulizia, e tu va, e fino a inverno. Sì, ma tu, che uomo sei che ti fa pigliare il gargiate da una mano? Gran pezzo di babbo. Ma perché un vaccatto pane invece di acchiappare i moschicchi ma? Dale, aspettate un minuto che va a spiegare una cosa con me, Fossoro, prima che ci faccia vedere. A vedere, ma vedi di camminare prima che ti unghi gargitanti, cammina. A casa. Senti, vedi che non ci dobbiamo a parlare. Ne vediamo farci una cosa seria. Vedi come mi fa, mi sta capendo, no? E perciò, eccoci qua. Come chiamo? Ma insomma, Bonegendo, ma hai sentito Bonegendo con due sciacqui che mi detti, ossia con d'erba miracolosa. Ora aggiungiva mi zunghia e da così vediamo se potremmo tirare sto dente che ora mi fa male. Ora facciamo tutti i cosi e ci passano tutti i dolori. Iachino! Non mi toccate. Aspetta che ci metto la tua paglietta. O sa si sciacqua la bocca che si adormisce tanti dalla parte. Benissimo, Iachino. Iachino, tiraia. Tiraia? Sì, calmo, non c'è niente. Chissà tiraia. Iachino, pinza. Planta. Niente, sulla tiraia. Cosa pinza? Cosa? Iachino. Tenilo, Iachino, tenilo, eccola qua, Iachino, facci sciacquare la bocca con l'aceto. Aspetta che ci domandiamo. Scusate, che so che fa? Su teni o lo lascia? Con denti? Come a fare? Lo salvavo, no? Via. E lo dai, che può fare? Quando era Nico, sai che è successo da me? No. Ma era Nico, ma ci trovava sempre i grani sotto la tazza, ci trovava sempre i grani. Sì. Poi a 10 anni scoprivo che era menanna. A 14 anni mi facevo pistare i denti di me cucino. E di notte a notte come nonna mi scopri cosa nella mia. E ci ho fatto il regalo. E va bene, Iachino. Perciò, se ne può chiedere tranquillo, ci facesse due sciacque con l'acqua e con l'aceto, tecchia che d'erba caccidenti, e a 2 giorni sia può rusicare. Quando c'è Chi va a battare l'altra volta per te? Un paradopo che ancora non grazie. La benedica. Salute. Zone, ma vi ascoltate i dieci che poi quando mi arrivo torno qua, ne facciamo una bella cantata da Ravanto Salone a taverna. L'aspetto, con tutto cuore, l'aspetto. Vabbè, arrivederci. Meno male che sono i denti davanti, se non è mia, non ci fosse stato male. E va bene che ne...